Come annunciato, il piccolo Joe è arrivato a Villa Rubelli a San Zenone, dove in occasione della 2 giorni della mostra Donne in Arte sono in vendita i famosi biscotti intitolati al nostro cucciolo di guerriero. Accompagnato da mamma, papà e dall'inseparabile sorellina Miriam, Giovanni è stata la star indiscussa, catturando il cuore di tutti, semplicemente. Un passo in avanti per raccogliere fondi per poter raggiungere la cifra dei 400.000 euro per sostenere l'intervento chirurgico in Florida per far sì che Joe possa correre e giocare come tutti i suoi coetanei. A oggi superata quota 180.000 euro. Tanta la commozione di mamma Erika. Ho trovato una nuova famiglia qua con voi, con tutti quanti, con tutta la zona di Bassano e provincia, ecco. Per quale motivo? Perché ci avete accolto e avete accolto la nostra causa con un calore immenso per noi e non ce l'aspettavamo. È stata veramente una cosa improvvisa e soprattutto inaspettata, però io mi sveglio anche alla notte pensando ma quante persone ci vogliono bene. I biscotti di Joe sono qui a San Zenone. A quanto siamo arrivati? Quanti biscotti sono stati fatti ad oggi? Ad oggi siamo arrivati a 3 tonnellate di biscotti. Una campagna sostenuta da tutto il nostro gruppo Made Nord-Est, che ha creduto sin da subito in questa causa, coinvolgendo una moltitudine di persone, e l'evento di San Zenone è un'ulteriore conferma. Oggi sono ancora più commosso perché vedo la forza di questa famiglia, veramente qui la parola famiglia prende la sua forma più bella. E faccio veramente i complimenti a questa mamma e a questo papà che stanno mettendo in campo tutte le loro forze. Nel fine settimana della mostra Donne in Arte a Villa Rubelli, tutto il ricavato delle entrate di chi verrà a visitare la mostra verrà devoluto appunto alla causa del piccolo Joe. E c'è una persona su tutte che non vede l'ora che Joe possa correre e giocare. Ce lo confida con una dolcezza infinita, quasi sussurrando. Vorrei ringraziarvi perché state aiutando il mio fratellino e prima o poi vorrei vederlo correre in bicicletta con me. Per giocare assieme e fare i matti in bicicletta assieme? Sì, e anche far impazzire la mamma.